Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano, ragazzi, mi sfugge la pole, niente da fare, qui in Q1 ho fatto un giro mostruoso, vicino alla pole, qua vado a 30, vado a 3 decimi, vabbè, pazienza, comunque, cioè, anche in Argentina siamo forti, possiamo puntare al podio, e niente, fino a una buona stagione cerchiamo di andare a fare le imprese anche in Argentina, magari la prima vittoria sarebbe bella. Vai ragazzi, le argentine hanno promesso cose meravigliose per il Kuma, se vinco. Se sentite rumori strani, il ventilatore è troppo caldo, è una roba devastante. Vai Fiori. Go Kuma go. E vogliamo il fresco, porca puttana. Big Kuma, big Kuma. Occhio. Dai che siamo secondi. Guarda vizioso, guarda vizioso. Il classico porco del dove. Il vizioso maledetto. Marchetto Marquez è primo purtroppo. Marchetto Marquez è in first position. Per Marchetto Marquez è veramente dura, 2 mondiali persi. Tira fuori il gambino al cubo e fa un rischio incalcolabile. Ma che sorpasso del veneziano, fino non posso parlare fortissimo perché è tardi. Contro il sorpasso di Marquez, contro il sorpasso di Marquez. Il ventilatore continua a volare in camera mia e il caldo continua. Mamma che no. Qualcuno è rischiato. Qualcuno è rischiato un po' troppo. Marquez di nuovo primo. Che lotta ragazzi, subito lotta vera tra i due più grandi. Forse Marquez è più grande di Lorenzo. Però ha perso il mondiale, il campione in carica è Lori. Mamma che lotta con Marquez, è vizioso che è subito invidioso. Dai, vizioso, c'è una pippa, porca puttana. Attenzione, come prova l'internazzo clamoroso. No! Mi sono salvato. Il come si salva ragazzi, ma la prima vittoria in Argentina sarà molto dura, Sarà molto dura perché comunque non ho il passo fenomenale. Comunque mi sono salvato da gran campione, Da campione del mondo perché Fiori 2 anni fa ho vinto il titolo. La stagione corriera, siamo già alla 6ª stagione Fiori. Il Kuma sta veramente facendo straordinari. Straordinari. Dai cazzo dai. Tira fuori la prestazione della vita Kuma. Eccolo qua l'internazio sul Dovi. Ciao Dovi, ciao Dovi, ciao. No, Dovi tiene, madonna come ha tenuto bene quel Dovi. No. Mamma mia che rischio, che duelli, che duelli. Qualcuno fa una gran curva. Signori, l'epoca dell'Argentina scarsa è finita, Se migliora Dara, ecco Aragon purtroppo sono ancora un disastro totale. Ho fatto più in 6 anni, ho fatto più ritiri che altri, in 5 anni. Marchetto se ne sta andando purtroppo. Marchetto se ne sta andando. Vuole veramente inventarsi il capolavoro se vuole vincere. Se vuole portare a casa la prima vittoria. Dovizioso qua fa un gran sorpasso. Grande Dove. Grandissimo il Dove. Come risponde. Che duelli ragazzi, si stanno eccitando dalle tribune. Hashtag ragazzi ti piace il manovra del culo. Piano, come secondo posto è no importante di più. Beh, l'altro anno terzo, quest'anno secondo, prossimo anno primo allora. Stai zitto. Marquez sta facendo una gran gara però, bisogna veramente dare conto a Marquez. Sta facendo una gara perfetta. Con Marquez così è molto possibile vincere. Dai, come tieni questo secondo posto che è fondamentale. Mamma mia che dura. Forse vado un po' lungo e rischio di perdere anche il secondo posto. No, Marche, Dovizioso
po' lontano per fortuna. Piano. No! Mamma mia. Mamma mia. Secondo rischio, ora il terzo non mi va bene, Il terzo non mi va bene, Kuma, sta attento. Mamma che gara. Mamma che gara. Piano Kuma, piano ma non troppo. Ennesimo errore del Kuma. Attenzione, il Kuma rischia, secondo! E vaffanculo. Grande secondo posto. Andiamo a vedere la classifica. Siamo a più 7 da Marquez. Mamma mia che mondiale. Mamma che mondiale. Un primo e 2 secondi posti in 3 gare, fioi. Signori veneziani, c'è. Un'ottima giornata. Eccolo qua, bello come il sole, grande come. Ragazzi, qualifica un po' curiosa purtroppo, 10° posto. Jerez è una gara subdola, a mio parere. Gara abbastanza subdola, mi piacerebbe fare il 4° podio consecutivo, sarebbe una cosa bellissima. Vediamo. La vittoria la vedo un po' improbabile, però sono partito veramente bene, cazzo. Sono partito bene, ho recuperato molte position. 4 posizioni recuperate, siamo già sesti. Solo che i primi volano qua, Ecco, rispetto a me. Dai. Siamo primi in classifica dopo 3 gare. 7 punti di vantaggio su Marchetto. No, come no, attento. Classifica molto corta con Valentino e Lorenzo anche loro vicini. Come è impazzito. Sandwich come indiano. Già tipico sandwich. Frena barca. Relax. Dai che anche a Jerez possiamo fare una bella gara. Mi sembra una bella stagione fino a questo momento, come incattivito dopo. Poi ho fatto una stagione da campione in carica sottotono con un terzo posto però lontano dai primi 2 alla fine, perché alla fine abbiamo abdicato il trono con 5 gare di anticipo, un po' troppo per il campione quota. No, qualcuno ha risolto un po' troppo per i miei gusti. I primi 3 sono vicini, però non passo più veloce. Mentre ormai siamo in crisi di fastest lap e podio e sicuramente pole position. Se le danno di santa ragione, ragazzi, davanti. Incidente per Escargot. Incidente per Paul Escargot. Un po' il gambino veneziano, ma non troppo. Qua brutto errore. C'è il record di veneziano, ma non devo farlo adesso, devo farlo al secondo giro, cioè questo. E qua comincio a sbagliare. Incredibile. Fuck off. In un inglese perfetto. Sono fuori dal podio in questo momento. Ma non possono farsi del male loro 3, no? Ecco ancora una possibilità, però posso rientrare nel gruppetto. Comunque se la lotta a 4 per me questo mondiale, ho questa piccola sensazione. Troppo lungo. Mamma mia, come... Attenzione! Errore del Marchetto! E Marchetto sbaglia, che godo. Marchetto sbagliato. No, come non fare il cappello anche tu, però. Ecco. E veneziano risponde ancora a Marchetto. Mamma mia che lotta. Marchetto sembra un po' in difficoltà, ma anche il Kuma sta sbagliando. Arriva anche Camomilla non rompere il cazzo. Cosa ha buttato via un terzo posto tranquillo. Basta Lorenzo, le Yamaha stanno dominando, se Lorenzo è campione in carica vuole vincere ancora. È ingordo Lorenzo. Poi Marquez lo possiamo superare. Ho perso chiaramente il giro record, l'ennesimo. Qua ho fatto una gran staccatona su Marquez. Possiamo ancora arrivare a podio, voglio il 4° podio consecutivo. Dai Kuma, dai credici. Qualcuno rischia. Slettata come indiana. Deraponi come indiana.
Dai, provaci almeno, provaci per la folla, per le spagnolites. Vedo che è un mondiale stra-aperto, ragazzi, eh. È un mondiale stra-aperto. Frega! Frega come l'ha staccata impossibile! L'ha staccata impossibile! Il come finisce lungo, purtroppo. Cazzo, lo voglio. Problemi tecnici per il come, incredibile. Raga, un saluto dal comandante veneziano, scusate, mi sono dimenticato per l'incazzatura. Ciao!